Buonasera a tutte e a tutti voi che ci seguite sul canale YouTube degli Atelier dell'immaginario autobiografico. Io sono Orazio Maria Valastro, il presidente dell'ODV Le Stelle in Tasca, e insieme a me abbiamo Domenico Amoroso, che è stato invitato in qualità di curatore dell'antologia poetica Il Ramarro sussurra di Maria Gemma Bonanno, un'antologia che raccoglie la gran parte delle poesie che la poetessa ha pubblicato tra il 2019 e il 2021. Mi piace ricordare, tra le tante altre cose, Domenico Amoroso è uno scrittore, storico dell'arte, fondatore del MAC, Museo d'Arte Contemporanea di Caltagirone, e già direttore dei musei civici Luigi Sturzo di Caltagirone. Buonasera Domenico. Buonasera a te, buonasera a voi, a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando. Noi questa sera vorremmo condividere insieme a Domenico alcuni pensieri, delle riflessioni, le risonanze sensibili che ha suscitato in lui e anche in me questa raccolta di poesie di Maria Gemma Bonanno. Maria Gemma Bonanno nasce a Catania nel 1945 e fin da bambina convive con l'epilessia. Ha iniziato a scrivere poesie nei primi anni '80 e ha già pubblicato delle altre antologie, tra cui vi ricordo Il Ramarro, che ha raccolto le poesie scritte tra il 1982 e il 2008, Il Ramarro sogna, ancora altre poesie scritte tra il 2009 e il 2015 e Il Ramarro dedica, dove troverete le poesie pubblicate e scritte tra il 2016 e il 2018. Questa antologia, che è stata curata da Domenico Amoroso, è intitolata, come ho già detto, Il Ramarro sussurra, e raccoglie le poesie, la gran parte, più di 250 che sono inserite in questa antologia, che sono state scritte tra il 2019 e il 2021. Vi ricordo anche un'altra pubblicazione della poetessa Maria Gemma Bonanno intitolata Epilessia autobiografica, poesie e racconti autobiografici, dove insieme ad alcune poesie sulla condizione dell'epilessia che vive fin dalla nascita, racconta anche delle memorie, ci narra di alcuni ed evoca alcune esperienze vissute in età da bambina e anche da adulta, sempre riferite a questa condizione che vive dell'epilessia. Molti di voi che la seguono sanno che lei da parecchi mesi purtroppo ha perso un'autonomia personale, per cui non era più in grado di scrivere le sue poesie. Noi familiari, io sono anche il figlio di Maria Gemma Bonanno, abbiamo temuto per la sua vita e ha smesso di scrivere poesie. Però oggi è accaduto qualcosa che ci ha resi molto felici. Ha ripreso il filo della sua scrittura e dopo tanti mesi di silenzio ha dettato ad Antonino, mio fratello, una poesia, una nuova poesia, ed io poi questa poesia Antonino me l'ha girata per poterla pubblicare nella sua pagina Facebook, che io curo da parecchi mesi, e vorrei leggervela perché è qualcosa che era inatteso e che ci ha resi molto felici. Il titolo di questa poesia è il seguente: Rapita dalla luna. Sono stata rapita dalla luna. In piena notte ho volato tra le stelle e dentro il cuore, pieno di rumorosi fardelli, rimpiango il rimanente sussurro. Ecco, ritorna ancora la parola sussurro. Il ramarro
ha ripreso a sussurrare e noi ne siamo veramente felici. Domenico. Tanto saluto ancora tutti e devo dire che per me l'incontro con Maria Gemma Bonanno è stato molto, molto coinvolgente, molto importante. La poesia, anche la poesia, oggi soffre un po' di impoverimento, come dire, sentimentale, ma anche di usura dei vocaboli, delle frasi, in un linguaggio che si fa sempre più omologato, ma soprattutto in sentimenti, affettività che sono sempre più omologati e superficiali. Quindi, tanto devo dire che non conoscevo, non avevo letto le sue precedenti pubblicazioni. Quindi per me questo libro, con le sue numerosissime, credo che siano più di 250 poesie, come dire, è stata un'immersione totale in questo mondo, senza confini cronologici, nel senso che ehm, sembra che la fase iniziale della sua produzione poetica e quella più recente, compreso quest'ultima, siano sincroniche, esprimono un mondo, una personalità assolutamente eccezionale e originale, che pure nella sua originalità, nella sua singolarità, è in grado di trasmettere, di comunicare a noi, che ci possiamo trovare tutti rispecchiati in questa sua esistenza, che è stata segnata da molti fatti. Eh, Tu hai accennato, e lei ne parla, come dire, con assoluta sincerità e apertura, di questa sua sofferenza costituita dall'epilessia. Ma l'epilessia, come ritenevano gli antichi, che non conoscevano chiaramente l'origine patologica, fisiologica, insomma fisica, quindi, di questo fenomeno, lo reputavano un dono, una possibilità di accedere ad altri mondi, ad altre dimensioni. Ed è quello che Maria Gemma Bonanno ha fatto e che credo abbia accettato in questo senso. Nella sua biografia, che sarebbe da leggere, dove racconta appunto l'origine di questo, quando ci si è resa conto e ha vissuto questi primi momenti con panico, con paura, però risulta poi chiaro come anche lei abbia provato in quello che accade nel corso di una crisi epilettica, la possibilità di staccarsi dal mondo ordinario e accedere ad altri mondi. E quindi anche per lei, alla fine, che sicuramente ne ha dovuto soffrire, però è apparsa la dimensione del dono, della possibilità di accedere appunto a una dimensione che non è di tutti, poter vivere. Le poesie, intanto questa poesia che tu hai letto la trovo molto, molto bella e attuale, quasi che l'ispirazione l'abbia portato proprio a dire, a pensare, a formulare, a dettare una poesia che ci rivela molto del suo percorso e del suo rapporto, questo rapporto con il mondo astronomico, con la Luna, questa compagna che è stata compagna peraltro di tanti poeti e che continua a essere, nonostante che noi sappiamo che è un satellite arido, sterile,
però è comunque un riferimento per noi che ci riporta a sentimenti, a sogni, a esperienze. E dicevo 250, forse anche più, poesie. E racconto così la mia prima impressione. Nel leggere velocemente ho subito colto questa dimensione che è autobiografica, ma è anche universale e che è fitta, perché sono tante le poesie. Se pensiamo anche alle altre, a quelle che lei ha pubblicato prima e ad alcune che abbiamo ritenuto di togliere, ma non perché non fossero valide, ma per esaltare maggiormente le tappe di questo suo percorso. Ma anche la selezione che io ho dovuto fare l'ho fatta con fatica, perché la sua poesia è ininterrotta, cioè nel senso che segue un filo quasi narrativo che è difficile spezzare. E quindi l'ho fatto con molta attenzione, anche con molti dubbi, con molte anche preoccupazioni, dividendole in sezioni e poi in sottosezioni. Le sezioni sono due, una è in penombra e l'altra è la mente affranta. E ho voluto così delineare e, come dire, invogliare insomma, il lettore a guardarli in questa prospettiva. Una dimensione più personale, in cui ci sono riferimenti a persone che hanno significato molto nella sua vita, a momenti particolari. Quindi quasi appunto con un piglio autobiografico. Non a caso lei è stata la fondatrice di questa associazione che si basa ed esalta l'autobiografia. L'altra invece è di tipo diverso, quasi oracolare, ed è quella che in certo senso a me affascina di più, forse in cui ci si può ritrovare più facilmente in una faccia oscura, la faccia oscura della luna, dove il lampo dell'epilessia e il lampo oracolare illuminano degli aspetti che noi di solito ignoriamo. Ma lo fa con sofferenza, la mente affranta per questo, perché la capacità di vedere oltre è fonte anche di sofferenza, perché una vita, come dire, ordinaria, banale, se vogliamo, ci protegge da ciò che invece è oltre, dalle domande che ci poniamo e che per la maggior parte non hanno risposta. Ho voluto anche suggerire questo titolo che in qualche modo rispecchia anche questa dualità. Il titolo della mia prefazione è Dentro la tazzina di caffè vuota, l'universo. L'universo con la prima lettera maiuscola, proprio perché c'è l'ordinario del caffè della mattina e con tutto quello con cui noi dobbiamo confrontarci nella nostra vita, ma l'universo è dentro la tazzina anche. E questa è una cosa, è un dono anche questo di non poco conto. Racchiudere un universo in una tazzina è possibile quando c'è una capacità proprio introspettiva e però anche proiettata verso l'esterno il risultato è proprio una sintesi di questo universo che ci accompagna ma che spesso noi vogliamo ignorare. E, io nella mia prefazione, naturalmente, che adesso non voglio riprendere perché si potrà leggere per chi vorrà,
e poi preferisco, come dire, questa dimensione di conversazione libera. Però ho fatto riferimento a Proust, che ha voluto soffermarsi sulla personalità del poeta e dice, grosso modo, che cercare nella poesia, in una poesia, in un libro di poesie, in una composizione poetica, l'autore è impossibile, perché come nel caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, quando c'è l'uno non c'è l'altra, non c'è l'altro. Ma questo non vuol dire che non ci siano, cioè l'impossibilità è quella di essere contemporaneamente. Quindi c'è un confine che separa ma nello stesso tempo unisce. E quindi l'aspetto personale, biografico, lo dobbiamo rileggere e rivedere non contemporaneamente alla poesia, ma in sequenza. E allora ci appare la personalità del poeta e soprattutto ci appare la personalità di Maria Gemma Bonanno che come Mr. Jekyll, il dottor Jekyll e Mr. Hyde passa dal punto, dall'esperienza vissuta nella sofferenza ma anche nella gioia, perché ecco una cosa che vorrei sottolineare è che questa donna ha vissuto, non dico una vita normale, ordinaria, ma ha vissuto con una intensità, con una passione, con una pienezza che io penso poche persone hanno avuto e hanno la fortuna di possedere, anche se questo alle volte o spesso è fonte di solitudine, di sofferenza, di contrasti, però è una donna che ha vissuto in pienezza e questo, oltre che piacerci, ci conforta, cioè ci dice è possibile, soltanto se c'è una forte volontà e una grande passione. Ecco, io potrei parlare, continuare a parlare a lungo, ma la nostra è una piacevole conversazione, quindi da te che hai scritto tra l'altro una bellissima postfazione e io ho letto anche altre tue o prefazioni o postfazioni, mi sono sempre provato ad apprezzare la capacità tua come figlio di essere anche interprete, critico della sua poesia. Quindi non c'è uno scontro, un conflitto, diciamo, di parti, ma quello che tu scrivi, semmai, aiuta perché da una posizione filiale, quindi così vicina, è riuscita a mettersi in contatto con il poeta, oltre che con la madre. Sai, Domenico, nel corso di questi anni è stata veramente una sorpresa, innanzitutto scoprire le poesie di mia madre, perché come ho ricordato, la prima antologia raccoglieva quelle scritte tra il 1982 e il 2008, ma fino al 2008 ma neanche i familiari conoscevano questa attività poetica che era nascosta, che non veniva alla luce, che non era condivisa da Maria Gemma. E soltanto dopo abbiamo iniziato a conoscere, ad apprezzare questa poesia. Io come figlio, quando leggo le sue poesie, così come ho detto in questa postfazione, ogni antologia ho scritto una postfazione, eh, come ho detto, per me la poesia di mia madre è vita viva, perché leggendo tu hai veramente l'impressione che sia istintiva, spontanea,
e che fra l'altro narra se stessa attraverso le poesie, la se stessa che è presente, la se stessa che è assente, che non è sia perché vive la condizione dell'epilessia, dell'assenza, sia anche questa assenza che vuole andare oltre l'apparente quotidiano e narra con una semplicità disarmante, che però è una semplicità che è declinata anche con una complessità rilevante. Quindi è vita viva, ho detto, ed è anche viva vita, perché ci parla di passioni fra di loro anche discordanti che si scontrano, di sofferenza ma di amore, di gioia. Ecco, ci parla di tutto questo con un coraggio eh, enorme, perché ci vuole tanto coraggio per non soltanto per scrivere ciò che si sente, ciò che si prova, ma anche per ritornare in modo meditato, in modo consapevole su ciò che si è vissuto e abbracciando quasi con affetto, con amore, l'instabilità, la provvisorietà della sua condizione di epilettica e la distanza che viene imposta da questa stessa condizione, una condizione con se stessa e con gli altri. Perché in effetti attraverso queste poesie noi percepiamo questa lacerazione, noi percepiamo che queste assenze sono un vuoto da colmare e sono un vuoto poi da colmare attraverso proprio il suo corpo che diventa corpo poetico, che media tra la precarietà vissuta con se stessa e con il mondo. E la sua scrittura in questo senso per me è stata una rivelazione, un grande prodigio poetico, se mi permettete, che è inatteso e che sorprende. Ecco, questa è ciò che suscita in me la poesia di Maria Gemma Bonanno, di mia madre. E io sono felice che tu abbia preso a cuore le poesie, questa raccolta che tu hai curato, che tu abbia preso a cuore le poesie che ti abbiamo inviato a suo tempo, più di 250, hai detto bene, e che non sono tutte quelle che sono state scritte in quell'arco di tempo e neanche quelle che abbiamo messo insieme perché hai fatto una selezione e queste sezioni dell'antologia che tu hai individuato, ora io le ricordo per chi ci segue, come tu hai detto già In penombra e La mente affranta, che sono le più, forse le più significative, però poi tu hai individuato altre sezioni, Il ramarro, I tempi degli dei, Bach e gli altri e Come in un circo. E in penombra e la mente affranta ho molto apprezzato il riferimento che tu hai fatto a figure della poesia come Amelia Rosselli, Alda Merini e non ultima Emily Dickinson, sia come persona, come poetessa, ma anche come persona che viveva anche lei la condizione dell'epilessia. E in penombra e la mente affranta tu sottolinei come la poesia sia una poesia dei moti del cuore, di ricordi, di figure umane, una poesia dell'autenticità, della vita affettiva e familiare e che è anche una poesia visionaria che va oltre la fisicità di ciò che si vive, di ciò che si soffre, di ciò che si ama, perché ha questa capacità di guardare oltre tutto questo. Quindi tutte le altre sezioni che tu hai individuato sono come una sorta di costellazioni che insieme alla penombra e la mente affranta ci parlano di queste visioni, di questa poetica visionaria. Sì, io se tu sei d'accordo, vorrei soprattutto a favore di chi ci ascolta, di chi è con noi, leggere due poesie
che io ho messo come esemplari di questi due aspetti. Posso leggerli? Sì, prego. Allora, la prima che appunto rappresenta questa prima, diciamo, questo primo gruppo, ma più che altro questa prima prospettiva e stato d'animo, si intitola Il mazzo di chiavi e dice: c'è fracasso nel discorso che incombe nella mia testa, mentre gira dentro un carillon e l'odore di cherosene mi inebria alla prima fermata d'autobus. Cercando la chiave perfetta, faccio scemare le scorrettezze e trasloco le idee malsane nei labirinti più reconditi. Poi, indomabile, cavalcando verso praterie sconosciute, tra i latrati dei cani sapienti, so che non tutto è possibile, ma troverò ugualmente la chiave, senza lasciare traccia sulla neve. Ecco, questo è proprio, mi è sembrata molto significativa ed esemplare, perché in realtà di che cosa ci parla? Di una cosa che può capitare a tutti, no? Cioè esce per strada, deve andare da qualche parte, sente questi odori, percepisce l'ordinarietà del percorso, e si ferma alla fermata dell'autobus, cerca la chiave per entrare a casa. Potrebbe essere questo il dato oggettivo. Ma ecco che invece passiamo a un'altra dimensione, cioè l'atmosfera che evoca è tutt'altro che ordinaria, è meno che meno banale. E questa chiave è una chiave che lei cerca, ma è la chiave dell'esistenza, è la chiave che tutti cerchiamo, che vorremmo avere per poter accedere o per poter liberarci da qualche cosa. Quindi ecco che diventa, la chiave diventa metafora di qualcosa di molto più grande. Invece, per l'altro aspetto, dove vediamo questa spettatrice notturna, questo personaggio, dicevo prima, quasi oracolare, cioè che ha la capacità di vedere oltre. Si intitola Universi accecanti. Con delicatezza affrontiamo attimi di fragilità che portano in mondi difficili, in estremi sistemi matematici, trasformandoci in pesci. Fuori dalle nostre sensazioni sprofondiamo in nuovi universi che, annullando la soluzione finale, regalano desideri inverosimili, fatti a brandelli di stoffe vellutate. Poi andremmo per un universo che stringe la gola, lasciandoci stupefatti nella vincolante discesa degli ultimi desideri, interrotti dalle visioni di stranezze, germogli di pini e nuovi spazi, dove il tempo è inesistente, il rancore sembra una favola per ciechi. Ecco, qui c'è la visionarietà di cui tu parlavi prima, questo affacciarsi in un mondo che è distante da noi o che è molto vicino, ma che noi non riusciamo a focalizzare o che vorremmo magari sfuggire, ma che dobbiamo invece vivere. E poi, ecco, tu facevi riferimento a Emily Dickinson. Emily Dickinson, le più recenti ricerche su questa misteriosa poetessa inglese, americana, che passò tutta la sua vita praticamente nella sua stanza. Ancora oggi è conservata fortunatamente la casa dove lei ha vissuto e la sua stanza. Lei usciva solo la notte ogni tanto e raccoglieva fiori nel giardino della casa, non si mostrava, comunicava attraverso lettere, una specie di dama bianca, misteriosa, enigmatica, che è diventata proprio un mito soprattutto per gli americani, ma in generale per tutti quelli che ne apprezzano la poesia. Si è ipotizzato che lei soffrisse del piccolo male, cioè dell'epilessia, che quindi l'ha chiusa in questo suo mondo, ma anche lei,
come Maria Gemma Bonanno è tutt'altro che fuori dalla vita, è tutt'altro che fuori dalla storia. E ha vissuto le sue passioni. Questa candida vergine in realtà ha avuto amori intensi, passionali, concreti, fisici. E quindi quando lei scrive le sue poesie, che come quelle di Maria Gemma quasi sembrano visioni di altri mondi o visioni oracolari, è una donna che per una sensibilità particolare, probabilmente anche dovuta all'epilessia, perché no? Dicevo prima che appunto gli antichi greci lo ritenevano un dono degli dei, quindi evidentemente nella loro esperienza, nell'esperienza umana, l'epilessia dà questo, toglie, nel senso che allontana, oppure rinchiude per certi aspetti, per certi momenti in questo vuoto, in questa bolla di vuoto, che però Maria Gemma eh, trasforma in una bolla preziosa. Quindi, quindi questa bolla che appunto isola, separa, è però anche preziosa, perché ti dà la possibilità e il tempo di scendere più in profondità nell'animo personale umano e nell'animo universale dell'uomo. E appunto molte affinità anche con le altre poetesse che io ho ricordato e che tu hai citato. E questo però mi porta a riprendere anche una cosa che tu hai detto prima, cioè la vostra mancata conoscenza di queste scritture, che quindi sono apparse appunto, sono state conosciute da voi molto più tardi, e il suo vissuto. Io non ho approfondito perché tutto sommato non è che poi ha grande importanza, però sicuramente come dire, per una lettura critica ha un suo significato. La sua formazione, la sua formazione culturale. Eh, Lei dimostra nelle sue poesie una eh, conoscenza, un'apertura culturale, una ricchezza di linguaggio poetico, non del linguaggio ordinario, ovviamente, che invece è grande, è potente, è forte. Ehm, Lei probabilmente almeno questa è la mia ipotesi, in ogni caso con la sua sensibilità gli ha dato anche una possibilità di conoscere, di appropriarsi di una ricchezza lessicale, sintattica, oltre che musicale. Penso che lei sia assolutamente appassionata di musica, perché la musica è presente in quasi tutte le poesie. Può essere alle volte anche un suono, un rumore, però proprio la musica nella sua essenza e nel suo non essere legata a una particolare lingua, un codice, ma così capace di interpretare, di esprimere, è molto, molto, molto evidente in lei. Quindi quello che appunto colpisce è che queste poesie, che avrebbero potuto essere anche delle testimonianze preziose di una vita, una sorta di diario, non lo sono affatto. Non è un diario, cioè potrebbe sembrare perché segue molto fatti, momenti della sua vita, ma non assolutamente in maniera diaristica, ma in maniera altamente creativa e altamente poetica. Sì, Domenico, sono d'accordo, è anche ciò che io provo, che sento quando leggo le sue poesie. Ho dato un'occhiata alla chat della diretta e ringrazio tutti per le belle parole che stanno scrivendo. E l'ultimo messaggio è di Rosa Giombarresi, che la ringrazio e ti fai i complimenti, Domenico, per la tua grande sensibilità che ci riesce ad emozionare
perché ci stai trasmettendo questa, questa poesia di Maria Gemma Bonanno attraverso questa tua sensibilità. Anche Io Rosetta, come John eh, Barresi, come scrittrice e come autrice di una autobiografia assolutamente significativa nei confronti dello straordinario artista che è stato suo padre, è certamente in grado di cogliere questi aspetti della poesia di Maria Gemma Bonanno. La saluto e la ringrazio. Sì, noi ci ritroviamo nuovamente, noi tre insieme agli altri, come è stato per la cerimonia di Trinachia, no? In riferimento proprio alla scrittura autobiografica e biografica di Rosetta John Barresi. Ecco, il riferimento che tu hai fatto a Emily Dickinson, io ti devo dire che quando tu ci hai inviato la tua, non solo la struttura su cui hai lavorato dell'antologia, ma anche poi la prefazione, l'abbiamo letta e l'ho condivisa subito con mia madre e ne siamo rimasti molto colpiti. E anche questo riferimento a Emily Dickinson ci ha colpito. E fra queste cose, quando tu giustamente parlando di quest'altra donna e poetessa, fai un accenno due cose che aveva espresso lei stessa, ed erano queste. L'abisso non ha biografo, ed è una frase che veramente è molto intensa, e noi sappiamo bene chi scrive la propria storia e diventa il biografo della sua storia, non è facile andare a ritornare sui propri passi per rivivere attraverso la scrittura la propria esistenza. Ci sono cose che sono indicibili, ci sono cose che devono restare nell'oblio, quindi non è sempre facile. Però diceva anche l'anima non sarà mai prigioniera perché è abitata dalla libertà. E mia madre queste due cose l'hanno molto colpita e si ritrova e si ritrovava e si ritrova ancora tuttora in queste frasi. Eh, Perché lei ha una capacità, come dicevi tu prima, di una creatività e una libertà. Ecco, attraverso questa creatività lei si prende la sua libertà di narrare se stessa, di andare oltre anche il quotidiano, per attraverso la poesia avere questa sorta di visione sulla propria relazione con il mondo, il suo rapporto al mondo. Ecco, questo lei ci presenta il suo rapporto al mondo, che non è dettato dalla condizione dell'epilessia, dalla malattia, se vuoi, anche se lei quando scriveva in alcuni suoi racconti, come che tu hai anche letto, autobiografici sulla condizione epilettica, lei diceva io devo costruire la mia bolla, devo vivere dentro una bolla per difendermi, ecco. Però lei attraverso la poesia ha preso la libertà di poter uscire da questa bolla, di poter andare oltre questa bolla e vivere e risignificare pienamente la sua vita, che è stata anche molto intensa. Immagina, ha avuto 4 figli, ha fatto tante esperienze come donna, nonostante questa condizione dell'epilessia. Sì, a questo proposito volevo aggiungere un'altra frase che proprio esprime, è sempre Emily Dickinson che lo scrive, quello che tu hai appena detto. In una sua poesia dice, la Dickinson, l'anima seleziona la sua corte, poi chiude la porta. E l'epilessia, quindi, ma che forse è riduttivo riportare soltanto all'epilessia, ha consentito a Maria Gemma di ricavare spazio,
non escludere il mondo, perché appunto come dicevi tu l'hai vissuto, ma di avere lo spazio per poter riflettere e ricercare durante tutta la sua esistenza, e lo fa tuttora, abbiamo letto poco fa la poesia, a qualcosa che non è così facile da raggiungere. E probabilmente l'ha scoperto da piccola. Vorrei leggere anche in questo caso, per chi ci ascolta, una frase tratta dalla sua autobiografia, che racconta quando si presentò per la prima volta questo fenomeno, questa condizione, diciamo. Intanto diciamo che e anche nelle poesie poi si ritrova, lei colloca la comparsa dell'epilessia dopo la morte del nonno, a cui era particolarmente legata, e dice: cominciai a sognare seduta nella mia sediolina guardando l'Etna. Se mi chiedevano cosa stessi osservando, rispondevo pronta: la montagna, e mi addormentavo con la bambola di pezza tra le dita. Le assenze, quindi questo apparente sonno, erano piccoli attacchi epilettici, e gli altri, come brava questa bimba, non si muove e dorme sempre nella sua sediolina. Ma quanto è saggia! E io invece pensavo tra di me: chi aggiusterà le mie bambole rotte? Chi costruirà i pastorelli del grande presepe? Il nonno no, impossibile. Lui non c'era più. E continuavo a farmi cullare da quei colori abbaglianti che, quando stanno per arrivare le crisi, si fanno vedere. Io li chiamo il caleidoscopio epilettico. Quindi si può riportare all'età, proprio la prima età, quando era bambina, questa scoperta abbagliante che è dolore e sofferenza, ma è anche possibilità. E ancora una volta questa mi fa pensare a Emily Dickinson, che molte cose che a una persona ordinaria possono sembrare dolorose, limitative, eccetera, invece appaiono rivelatrici e appaiono possibilità proprio di concentrarsi maggiormente non solo sulla conoscenza, ma sulla possibilità di vivere in maniera più intensa. Ecco perché, riprendo quello che dicevi tu, Maria Gemma lo dichiara: ha vissuto pienamente, appassionatamente, forse affrontando delle cose che altre persone non avrebbero fatto se non avessero avuto un forte carattere, ma anche questo dono degli dèi, appunto, di cui parliamo e di cui dobbiamo comprendere però il significato, il senso, che non è soltanto quello medico, diciamo il dato fenomenico, ma proprio quello profondamente esistenziale. Sì, intanto mi scuso perché mi avevano segnalato, grazie a Rosario Cinquerrui, un problema con il microfono. Spero che adesso si sia risolto con il mio con il mio microfono, Domenico. Io adesso poi ci avviamo alla conclusione dell'incontro, ma vorrei dirti, ho detto poco, o sono intervenuto un po' meno, perché avevo il piacere di darti
la possibilità di intervenire per chi ci segue, per chi seguirà poi la registrazione sul nostro canale YouTube, ma soprattutto per la felicità di Maria Gemma, perché quando le sarà possibile seguire la registrazione sarà veramente contenta e felice di vederti e di ascoltarti. E cosa possiamo dire ancora per andare a concludere questo incontro? Ecco, vorrei aggiungere che chi volesse approfondire troverà dei link nella descrizione del video che rimandano sia alle pubblicazioni sia alla pagina Facebook di Maria Gemma Bonanno, dove speriamo sarà ancora presente con altre poesie, e anche la sezione di un mio canale YouTube dove ho iniziato anche a leggere le poesie di Maria Gemma Bonanno. Sono delle videopoesie. E quindi ecco, vorrei riprendere e poi ritornare nuovamente a te, Domenico, per salutarci, per aggiungere ancora qualcosa e poi salutarci con chi ci sta seguendo. Cosa significa leggere le poesie di Maria Gemma Bonanno? Ecco, riprendo alcune cose che tu hai detto e hai scritto nella tua prefazione e che mi trovano molto in sintonia. Cosa significa leggere Maria Gemma Bonanno? Significa ritrovarsi e perdersi allo stesso tempo, significa appartenere emozionalmente e sonoramente al verso, significa sentirsi penetrati dalle parole e dalle visioni, significa ascoltare, soffrire, amare, e significa anche delirare insieme a Maria Gemma Bonanno. Io ti ringrazio di aver letto questa che è la conclusione poi della mia prefazione, e comunque vorrei approfittare del fatto che la registrazione sarà vista da Maria Gemma Bonanno, innanzitutto per salutarla, per compiacermi per questa ulteriore poesia, ma io sono certo che ce ne saranno ancora altre, perché questo dono, questa vena poetica non può mancare a lei e non può essere sottratta a noi che vogliamo continuare a leggerla. E vorrei concludere con un'altra mia citazione della mia prefazione, che fa riferimento a una valutazione, una considerazione fatta da Sigmund Freud, sulla poesia. Lui dice che in fondo che la poesia non si addice a una vita normale, quindi ci vuole una vita straordinaria, così come è stata quella di Maria Gemma, per poter produrre poesia. E dice: il poeta rivolge la propria attenzione all'inconscio nella propria psiche, spia le sue possibilità di sviluppo e ne dà un'espressione artistica. È tratto da un testo appunto di Freud, che è Il delirio e i sogni nella gradiva di Wilhelm Jensen. E credo che questo sia quello che noi possiamo ricavare, cioè questo riferimento all'inconscio, un inconscio personale, un inconscio collettivo, a qualcosa che è dentro tutti noi, è la chiave, ed è quello che Maria Gemma, con questo suo lavoro certosino, non abbiamo detto che, almeno io credo che sia evidente, è sembrato evidente, che Maria Gemma è il ramarro che sussurra, è il ramarro che si nasconde, ma è anche il ramarro che penetra, che dentro, che si addentra in un prato, si pone su una pietra e da lì osserva il mondo, come se fosse in un osservatorio privilegiato, quale effettivamente è. E quindi di questo noi dobbiamo dare atto a Maria Gemma e ringraziarla
per la sua forza, per il suo coraggio, a prescindere dalla malattia. Quello che a me personalmente rimane è il ritratto vivo, vitale, di una grande donna, di una grande persona. Grazie Domenico. Tu sai, vorrei dire a tutti quelli che ci seguono e che vedranno la registrazione e che seguono soprattutto la poetessa Maria Gemma Bonanno, che speriamo di poter leggere ancora delle sue poesie. E noi abbiamo raccolto, lei ha raccolto anche quelle che sono state scritte dalla conclusione, diciamo, di questa antologia che tu hai curato, e io le custodisco molto gelosamente, e ho avuto l'incarico da parte di Maria Gemma Bonanno di pubblicare poi questa nuova antologia, ma lei suggeriva il titolo, Il Ramarro saluta, e io questa antologia non la voglio pubblicare al momento, quindi attendiamo ancora che ci siano altre che esca fuori da questo silenzio poetico, per ritornare a condividere ancora le sue poesie, e poi vedremo di condividere ancora delle antologie poetiche della poetessa Maria Gemma Bonanno. Domenico, io ti ringrazio infinitamente per aver seguito e curato questa antologia, e ringrazio tutte e tutti voi che ci seguite sul nostro canale YouTube Atelier dell'immaginario autobiografico, e vi auguro una buona serata a tutte e a tutti. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti.